Da Calusco d'Adda nel bergamasco parla la famiglia Pesenti, quella che controlla l'Italcementi, un vero e proprio impero economico, e lo fa per precisare i contorni legati alla chiusura di due impianti produttivi, quelli di Vibo Marina e di Porto Empedocle. In una nota la proprietà respinge con decisione le accuse di aver tenuto atteggiamenti poco responsabili sulla vicenda e richiama tutti gli attori coinvolti ad un serio confronto con la realtà dei fatti, una realtà che, secondo il gruppo bergamasco, purtroppo parla di un momento di grave difficoltà per l'economia dell'Italia e di diversi paesi europei, ampiamente testimoniato anche dalle cronache di questi giorni. Una crisi segnalata già 3 anni fa dall'azienda, del settore, a governo e organizzazioni sindacali e che da allora ad oggi il quadro è stato ribadito durante tutta una serie di incontri in cui è stato rappresentato il difficile scenario caratterizzato da una strutturale sovraccapacità produttiva accentuata in maniera insostenibile dalla verticale caduta del mercato degli ultimi 3 anni, che ha registrato nei primi mesi di quest'anno una ulteriore accelerazione con un nuovo calo del 20%. Alle prese con la necessità di affrontare l'attuale congiuntura, il gruppo afferma di dover porre mano ad una razionalizzazione del proprio apparato produttivo attraverso la chiusura di alcuni impianti la cui redditività nel mutato scenario di mercato, si legge ancora, non presenta margini di sostenibilità economica. Nel caso di Vibo Marina e soprattutto di Porto Empedocle viene indicato un contesto in cui si è trovata ad operare la società, che ha frenato in passato nuovi investimenti strutturali e in alcuni casi ha precluso soluzioni logistiche e normative che avrebbero consentito di mantenere un adeguato livello di competitività industriale. In tale situazione, si conclude la nota, Italcementi ha avviato delle relazioni industriali e opportuni confronti con le organizzazioni sindacali di categoria, informando le rappresentanze sindacali con larghissimo anticipo dei provvedimenti industriali che si intendono adottare nei prossimi trimestri. La nota si chiude con l'invito a tutte le parti ad un maggiore senso di responsabilità nell'affrontare una situazione così difficile per i lavoratori e per l'azienda. Lavoratori che a Porto Empedocle sono arrivati al quarto giorno di protesta, una protesta che si fa sempre più serrata, oggi bloccati anche i mezzi di trasporto del cemento.